Dommi, il mondo intero si interroga su quale sia stata la scelta che ha portato il Papa a dimettersi. Ritengo motivi profondamente personali, ovviamente per il ruolo che il Papa assolve e per la potenza dei mezzi di comunicazione di massa e per l'unicità, come sotto una lente di ingrandimento questo personaggio, chiunque esso sia, vive al cospetto del mondo intero. Certamente c'è stata questa risonanza, però da secoli la legislazione della Chiesa e la legislazione che i papi stessi hanno disposto proprio per le situazioni in cui il Papa muore, si prevede pure che il Papa possa dimettersi, e quindi ritengo che con semplicità, in assoluta libertà e con una coscienza illuminata anche dalla giusta scienza e ragionevolezza, un uomo di 86 anni e mezzo che svolge questo ministero si renda conto di non avere le forze per le circostanze odierne, di cui i mezzi di comunicazione di massa certamente fanno da cassa di risonanza, abbia ritenuto dinanzi al Signore e a se stesso e dinanzi anche alla Chiesa di passare ad altra forma di presenza dinanzi a Dio. Sì, però comunque se noi guardiamo a Giovanni Paolo II c'è qualcosa che stride. No, c'è qualcosa che differenzia le persone in un mondo in cui si esalta la individua personalità di ciascuno di noi, dove nessuno è ripetitore di un altro. Sarebbe stato davvero tragicomico il contrario. Cioè, Karol Wojtyła era una persona unica. Joseph Ratzinger era una persona unica, quindi quello che ha fatto il nuotatore, l'attore, lo scrittore, il poeta, il filosofo, impegnato con i giovani e così via, non è il docente di teologia, il fine teologo, il fine pensatore, lo scrittore di testi di teologia e così via. E quindi ognuno per la sua specifica missione svolge il servizio che può svolgere e ne risponde dinanzi a Dio, ripeto, come non si possono mettere a paragone due persone che hanno una medesima vocazione ma sono persone diverse. Una curiosità, dal 1° marzo Joseph Ratzinger, attuale Benedetto XVI, come lo chiameremo? Ma me lo sono posto pure, qualcuno mi ha fatto domande, dice ma come si vestirà, come lo dobbiamo chiamare? Sinceramente non mi sono posto il problema. La cosa più bella che secondo me ho sentito fino adesso riguarda voi giornalisti, riguarda un vostro collega meglio, ed è padre Federico Lombardi della Sala Stampa Vaticana, direttore della Sala Stampa Vaticana, alla quale hanno fatto una domanda simile. Dice, ci scusi, dice, ma Joseph Ratzinger alle 20 di sera del 28 di febbraio a Castel Gandolfo che cosa farà? E questo con estrema assoluta semplicità e mezzo sorriso, ma dice, penso che andrà a cenare. Allora penso che ecco, un uomo religioso, certamente, come lui ha detto, si ritira in preghiera, si dedicherà allo studio, alla preghiera, alla riflessione, e ritengo non avrà, per come io credo, momenti pubblici di presenza a fare da conferenziere o a tenere delle altre riunioni. Vestirà, penso, in maniera semplice e dimessa come veste un uomo di 86 anni con cura e dignità assistito, ma in una specie di convento.